TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il Veneto, insieme alla Campania, è secondo solo alla Lombardia per numero di decessi totali. Stesso triste podio anche quando si tratta di vittime rilevate in occasione di lavoro. E con queste sconfortanti proiezioni il Veneto nella mappatura dell'Osservatorio Vega passa purtroppo dalla zona gialla alla zona arancione, con un'incidenza di mortalità al di sopra della media nazionale. Sono 27 i decessi sul lavoro rilevati nel primo quadrimestre del 2025 contro i 16 del 2024, 21 in occasione di lavoro, 10 più dello scorso anno e 6 in itinere, 1 più del 2024. A Padova la maglia nera per il numero di vittime totali, 7, seguita da Venezia, Vicenza, Verona, 6, mentre Treviso e Rovigo contano una vittima. Venezia, Vicenza e Padova guidano poi la classifica delle vittime in occasione di lavoro, 5, seguite da Verona, 4, da Treviso e Rovigo, 1. Venerdì 20 giugno le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici sciopereranno in tutta Italia per rivendicare la riapertura della trattativa sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. A sostegno della mobilitazione di migliaia di lavoratori e lavoratrici è stata presentata in Consiglio regionale del Veneto una mozione a firma della consigliera Elena Ustanel. Nel testo, oltre a esprimere vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che lottano per condizioni di lavoro più dignitose, maggiore sicurezza e una reale riduzione delle disuguaglianze, si auspica una pronta ripresa del confronto negoziale, partendo dalle richieste avanzate dalla piattaforma sindacale. La mozione sottolinea l'urgenza di un rapido rinnovo del contratto, indispensabile per affrontare in maniera adeguata le grandi transizioni in corso e invita tutte le istituzioni ad ogni livello a sostenere attivamente le rivendicazioni promosse dalle categorie confederali di CGIL, CISL e UIL che rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici del settore. Nel mese di maggio erano attese oltre 6.500 assunzioni nella Marca, con una proiezione di quasi 20.000 entro la fine di luglio, numeri in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024. Confermano una certa vitalità del mercato del lavoro trevigiano. Tuttavia, più della metà delle posizioni richieste risulta di difficile reperimento. Parla chiaro l'analisi condotta da Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior. È la fotografia di una provincia in cui la domanda di lavoro c'è, ma l'incontro con l'offerta resta difficile. A lanciare l'allarme è CNA Mandamento di Treviso, che invita a leggere i dati come un segnale concreto. Non siamo di fronte a un'assenza di opportunità, ma a una frattura strutturale tra competenze richieste e mondo reale del lavoro, sottolinea la presidente Lucia De Bortoli. Cambiamo argomento, passiamo allo sport con il volley. Per la quarta stagione consecutiva, la Prosecco Doc in Moco Conegliano si servirà dell'energia inesauribile di Marina Lubian. La centrale piemontese di 192 cm, classe 2000, vestirà ancora la maglia numero 9 giallo-blu dopo aver conquistato tutto al Palaverde e aver ottenuto la consacrazione con l'oro olimpico con le azzurre nell'estate del 2024. Al mio quarto anno da Pantera, commenta Lubian, posso sicuramente dire di sentirmi parte di una grande famiglia che mi ha accolta fin da subito. In questo club sono cresciuta molto e abbiamo condiviso tante bellissime emozioni e vittorie insieme. Penso che ci sia ancora molto da fare su cui lavorare sicuramente, ma ritengo anche di essere maturata molto in questi anni ed aver acquisito una sicurezza sempre maggiore nei miei mezzi. Ai nostri magnifici tifosi vorrei dire che non vedo l'ora di tornare a gioire e urlare con loro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.